Da Musile ora ci spostiamo a Jesolo con un'importante manifestazione organizzata da varie proloco del Consorzio Dal Sile al Piave, manifestazione dal titolo Bianchi, Rossi e Verdi con un concerto in omaggio appunto al grande compositore italiano Giuseppe Verdi. In occasione del bicentenario della nascita del grande compositore Giuseppe Verdi, si è tenuto sabato 7 settembre in Piazza Aurora a Jesolo l'evento Alla ricerca dei sapori bianchi, rossi e verdi, una ricca degustazione di vini e gastronomia locale accompagnata dalle note del celebre compositore e da molti altri maestri della musica, quali Rossini e Puccini. Sì, certo, una grande serata organizzata dal Consorzio delle Proloco Dal Sile al Piave in collaborazione con l'amministrazione comunale di Jesolo, con l'Umpli Venezia e con la provincia di Venezia. Abbiamo proposto questo evento, questo progetto che abbiamo voluto denominare i bianchi, i rossi e verdi, naturalmente per così ricordare senz'altro il grande maestro Giuseppe Verdi nel bicentenario della sua nascita, ma soprattutto anche per valorizzare le nostre eccellenze del territorio, i vini bianchi, i vini rossi e le nostre gastronomie locali. Ecco, come sarà strutturata la serata di oggi? Ecco, allora qui in Piazza Aurora diamo la possibilità di degustare appunto questi vini e poi appunto alcuni prodotti del mare e della terra. E poi alle ore 21 ci sarà il gran galà lirico Brindisi a Verdi, dedicato proprio a Verdi, con un coro importante e con solisti di fama internazionale. Un evento realizzato anche grazie ai volontari della Proloco, sempre i primi a, omaggiare il territorio. Assolutamente sì, direi che questo evento è fatto grazie a quello che sono le disponibilità e il volontariato. Ecco, il volontariato che naturalmente vede qui in questo momento alle prese con le nostre proposte i vari soci e volontari delle Proloco, delle 9 Proloco che appartengono al Consorzio Dal Sile al Piave, che si stanno appunto destreggiando in quella che è l'enogastronomia. E un grande grazie, un grande abbraccio va a tutti loro, senza di loro non avremmo potuto fare niente. Bianco, rosso e verdi anche a tavola. Quali sono i prodotti della Proloco che vengono appunto assaggiati questa sera, che vengono proposti al pubblico? Allora, c'è una piattanza a base di pesce, un'insalata di mare dove ci sono i colori che rappresentano il bianco, il verde e il rosso, e poi c'è una piattanza di affettati del nostro territorio, dove ci può essere la coppacollo, della porchetta, con una decorazione di insalata che rappresenta il verde, delle cipolline in agrodolce che rappresenta il bianco e dei pomodorini che rappresenta il rosso. Poi abbiamo il vino, dove abbiamo la degustazione di 2 tipi di vino, 2 qualità di bianco, 2 qualità di rosso. Bianco, rosso e verdi, un modo di omaggiare del tutto originale il bicentenario appunto del grande compositore italiano Giuseppe Verdi. Sì, vogliamo continuare gli appuntamenti in memoria del bicentenario di Giuseppe Verdi. È il nostro modo per ricordare questo grande artista che continua a mettere grandissimi successi, le sue opere, grandissimi successi. Ringrazio particolarmente la nostra Proloco e il Consorzio delle Proloco per aver organizzato questo evento che va ad abbinare quello che sono le nostre tradizioni, i nostri piatti tipici, non solo i vini ma anche piatti che si avvicinano al nostro mare, con la musica del grande maestro. Hey!